Oggi siamo in compagnia di Monica, figlia del titolare del ristorante del Gigetto, e oggi è il primo giorno di apertura dopo 70 giorni che il ristorante rimane chiuso. Qual è stato lo stato d'animo questa mattina nel venire al lavoro? Beh, forse il primo stato d'animo è l'emozione, perché non sai cosa ti aspetta oggi, anche se i nostri ospiti, così diciamo, hanno prenotato, quindi ho un po' la certezza di quanta gente c'è, però penso sempre che siano magari gli amici, gli avventori, quelli che hanno prenotato oggi. Quali sono le misure che avete dovuto adottare per la riapertura? Beh, la pulizia totale, l'igienizzazione di tutto, le distanze di sicurezza e poi abbiamo messo il sapone fuori in i bagni, in tutte le sale eh, per la sicurezza appunto degli ospiti. Abbiamo aperto anche la sala che magari non l'aprivamo così spesso, adesso l'abbiamo aperta proprio per dare più possibilità. Spererei di riempire tutto, ma vediamo. Molto importante in questi mesi è stata la collaborazione tra i vari colleghi della zona. Vi siete sentiti spesso e qual è stato, diciamo, lo stato d'animo e il parere che avete avuto di questi 2 mesi? Allora, gli amici qua della zona, i ristoratori della zona, ci siamo sentiti tramite Zoom una volta a settimana, telefonicamente più volte. Abbiamo pensato, avevamo tutti nella stessa situazione, quindi abbiamo così, parlato di cosa si può fare per questa crisi, per questa situazione che penso durerà un pochino. E avete fatto, oltre a una variazione di coperti, anche qualche variazione a livello di menù? Qualche cosina siamo riusciti, ma Marco è molto preciso su queste cose. Dice che nel momento di crisi devi avere il massimo della qualità e dell'offerta per quanto riguarda la cucina, visto che noi siamo prima di tutto cucina. Un altro, diciamo, tasto dolente sono quello dei matrimoni. Voi ne facevate molti ogni anno, quest'anno come la vedete questa stagione appunto del matrimonio e dei banchetti? Questo forse è il tasto più dolente per noi perché come sapete noi abbiamo il brolo, eh, abbiamo perso molto di là, diciamo che abbiamo perso per adesso il 100% e la stagione era veramente bella. Qual è il messaggio che volete dare a tutti i clienti e a tutte le attività per questa ripartenza? Beh, come hai detto giusto te, è una ripartenza, per cui quando si riparte bisogna essere sempre positivi e sicuramente tutto andrà bene.